La promozione in C comporta onori, ma anche, soprattutto, oneri, come il nodo dello stadio Tenni, che va adeguato agli standard richiesti dai professionisti, ma il presidente Botter non nasconde la voglia di costruirne uno nuovo. Siamo partiti con uno studio di fattibilità di un nuovo stadio, e quindi avremo una risposta dalla società a cui ci siamo affidati entro giugno-luglio di quest'anno, e quindi capiremo se ci sarà la possibilità eventualmente di andare a costruire in futuro un nuovo stadio. Nel frattempo invece dovremmo chiaramente rimanere qui e adeguare questo stadio, cioè il vecchio Tenni, alla Serie C. Ci sarà una serie di lavori che inizieremo a fare al termine del campionato, quindi ai primi di giugno dovremo iniziare questi lavori per terminarli presumibilmente entro agosto e quindi all'inizio del campionato. Siamo già d'accordo con il comune, stiamo facendo un cronoprogramma e quindi dovremo farcela. L'area individuata per il nuovo stadio è quella dell'ex Dogana, oggi di proprietà comunale. In cambio della cessione del terreno, il Treviso costruirebbe l'arena e al Tenni verrebbe fatto un parcheggio seminterrato da 700 posti, un parco pubblico e 2 edifici residenziali. Progetto che sulla carta è già avviato da un po', ma che evidentemente non vedrà la luce ancora per parecchio tempo. Per ora la festa continua al Tenni, una gioia anche personale per Mister Gorini, il cui contratto biennale è blindato e che è sceso di categoria perché ha creduto fortemente nel progetto del presidente Botter. C'era un obiettivo di rilanciare una piazza importante come Treviso e io l'ho presa come sfida. A me cioè, scendere di categoria non mi spaventa, non mi spaventava e l'ho presa con tutto l'entusiasmo possibile. Io venivo da un esonero e quindi mi sono messo in discussione, ho sposato il progetto, ho parlato con il progetto è serio e quindi poi ho provato a mettere tutto me stesso. E poi è andato tutto bene perché, come ripeto, per fare grandi cose ci vogliono grandi persone e io ho avuto la fortuna di trovare grandi persone, al di là dei giocatori, ma tutte le persone che gravitano attorno a Treviso sono persone di spessore.